Da quasi 30 anni accoglie e saluta gli automobilisti che percorrono la Feltrina tra Alano di Piave e Pederobba, a cavallo tra le province di Treviso e Belluno. Protagonista quello che ormai tutti hanno ribattezzato l'uomo di Fener, all'anagrafe Christian, la cui storia potrebbe benissimo ispirare la sceneggiatura di un film. Per chi è del posto la sua presenza è ben nota e guai a non ricambiare il suo saluto. Si dice infatti che porti fortuna e assicuri un buon viaggio. L'uomo di Fenera è diventato talmente un'abitudine da finire addirittura su Google Maps. È sufficiente digitare Fenera sul motore di ricerca, zoomare sulla cartina ed ecco apparire il suo nome come attrazione turistica con una valutazione di 4,9 su una scala di 5 stelle. Per Google Maps un'attività a tutti gli effetti con tanto di orario di apertura fino alle 24 e chiusura nei fine settimana e chissà se davvero Christian il sabato e la domenica riposa. Certo è che nonostante la sua immagine scorra via veloce al passaggio delle auto, il suo stare lì quotidiano è rimasto impresso tra la gente e lo si capisce scorrendo le oltre 114 recensioni su Google Maps. Un saluto passando la mattina ti rallegra tutta la giornata. Sempre un'emozione vederlo ogni volta che passo. Vederlo per Fener ti fa sempre sorridere, una certezza. E ancora, una mirabile visione che rallegra gli animi dei passanti, tanti like per l'uomo di Fener. Un mito, una leggenda, un mistero, un uomo, solo alcuni dei messaggi lasciati.